Ciao, sono Asia e questa sera mi trovo in piazza Milano a Jesolo per partecipare alla prima tappa di Miss Venice Beach e sono molto agitata, tra poco inizierà la prima uscita in costume. Nello stesso tempo devo ammettere di essere molto contenta di essere qui e speriamo bene, incrociamo le dita. Ciao a tutti, sono Morena, mi trovo qui questa sera a Piazza Milano per il primo concorso di Miss Venice Beach. Venite a vederci e ci sono anch'io. Ciao! Fattori che poi noi ritroviamo nel piatto ed è fondamentale. E quando soprattutto io traduco andiamo a mangiare il salmone vero e proprio, esatto. Perché questo è il risultato, il sapore che noi abbiamo nel palato in bocca. E anche la manipolazione del cibo, insomma lo si sente poi al tatto.
Jesolo. Conduce Elisa Bagordo. Buonasera, eccoci di nuovo sul palco, pronti per la prima tappa di Miss Venice Beach 2017. Siamo in collegamento con Miami, con Sky, con la diretta TV di G di Ferro Vlog, e tutti voi qui nella piazza siete talmente calorosi che non vi ho sentito. Così mi piace. Ragazze, andate a prepararvi perché la serata inizia tra pochissimo. Prego. Che dire, io amo sempre iniziare dalla mia spiaggia, perché da quando sono piccolina che vengo su questa sabbia, su questo mare, su queste piazze di Jesolo, e quindi per me, lo dico sempre, il sindaco è qui con noi, volevo congratularmi con lui per la nuova rielezione. Iniziare da Jesolo è un punto di partenza, mi porta fortuna e mi emoziona sempre un po', perché comunque c'è una canzone che dice stessa spiaggia, stesso mare, e per me è sempre la stessa. Si inizia quindi da Jesolo. Grazie a tutti voi di avermi permesso di essere qui con tutte le nostre miss anche per la 7ª edizione del concorso, sempre qui in Piazza Milano, con il fantastico aiuto della municipalità, quindi del comune, ma anche del comitato di Piazza Milano, in virtù del presidente Vincenzo Vizzini e i nonni del comitato sempre arzilli, pronti e presenti. Dico bene? Che non perdono colpo e sono qui presenti ogni anno puntuali nella prima tappa di luglio. Andiamo subito a presentare allora la giuria di quest'oggi e poi vi ricordo i nostri partner e le tante novità che ci sono in ogni edizione di Miss Venice, perché comunque bisogna essere sempre innovativi e, come dico io, arrivare sempre primi. Tutti gli altri sono arrivati secondi. Quindi dico bene, il nostro referente del Gazzettino, Davide De Bortoli. Un onore averla di nuovo con me, la Miss Venice Beach 2015, Linda Pani. Il sindaco di Jesolo, il primo cittadino, Valerio Zoggia. Il nuovo assessore al turismo, appena eletto, Flavia Pasto. E per il food l'abbiamo visto prima, e se volete lo assaggiate ora dal caseificio di Roncade, il mister del caseificio Fabio Bettiol. In questa serata non solo le miss sono in gara e in sfida per arrivare alla finale, l'attesa finale del 10 settembre al Casino di Venezia, quindi una serata di gala, ma anche i fotografi sono in sfida con Miss Venice Beach, e in questa serata abbiamo due amatori in gara. Armando Toniolo, prego, alzati Armando, eccolo, un applauso, e Marco Serena, il nostro secondo fotografo in gara. Qual è la sfida? In cosa consiste? I due fotografi devono fare tutti gli scatti della serata, ne dovranno scegliere uno soltanto, e questo uno andrà poi messo ai voti. Sarà messo ai voti online da una giuria tecnica, ma anche dal voto popolare del pubblico con il semplice like. Il fotografo che alla fine di tutte le nostre serate si aggiudicherà più like avrà l'onore di partecipare come fotografo ufficiale alla serata finale e soprattutto realizzerà il calendario 2018 con le nuove miss vincitrici. Un calendario che noi sono ormai 6 anni che facciamo, e ogni anno viene dato con uno scopo. Lo scopo di quest'anno era con l'associazione Adam, che è un'associazione che si occupa di aiutare e dare sostegno a tutte le ragazze e i ragazzi, anche di giovane età o meno, che hanno disturbi alimentari. Quindi tutti dicono ne sappiamo tanto, però poi fondamentalmente non si sa molto. Quindi Adam è un'associazione gratuita, senza scopo di lucro, che ti permette anche di andare a fare due chiacchiere se qualcuno ne ha bisogno per saperne di più. Partiamo? Siete pronti? Perché la giuria deve sì votare dall'1 al 10 nelle 3 uscite, quindi il primo impatto, il voto di moda e l'interpretazione, ma anche il pubblico, come dico sempre, è parte integrante della serata. Perché? Perché con l'applauso, con le urla, con i fischi, con il suo calore ci aiuta a decidere quella che sarà la vincitrice della serata. Quindi Miss alla console, DJ
fare una bellissima vita. Beh, insomma, alla faccia, la bellissima vita sta nel cuore di tutti, mi piace. Come ti descrivi a questa giuria? Mi descrivo lunatica, diciamo sorprendente, allora da questo deduco che ci sorprenderai in questa serata. Ovvio. Io sto però leggendo dalla tua scheda che tu hai un sogno fin da quando sei bambina. Qual è questo sogno? E fin da quando ero piccola ho visto mia zia, che è qui nel pubblico, sfilare nel palcoscenico di Miss Venice, e da lì ho deciso e cercherò di portare a carica di diventare Miss Venice. Bene, noi te la auguriamo, in bocca al lupo Asia, e ci vediamo più tardi. Grazie. Numero 2, Linda Tagliapietra, 15 anni, di Burano, 1,68 m, del segno dell'acquario. Benvenuta anche a te, Linda. Una Buranella Doc, se vi dico bene? Bene, tu cosa fai nella vita? Che tu sei giovanissima. Allora studio nella scuola di estetista a Venezia, il CIF, e pratico canto da quando ho 4 anni. Wow, e quindi il tuo sogno nel cassetto? A cantare, ho fatto anche i provini dello Zecchino d'Oro. Anch'io ci sono andata e devo dire che come sono salita sul cubo per cantare con il microfono, mi sono inciampata, quindi ho iniziato la mia prima figura televisiva inciampando sul palco dello Zecchino d'Oro. A te è andata meglio, spero? Ho fatto solo i provini. Hai fatto solo i provini? Vabbè, insomma, intanto chi ben comincia è a metà dell'opera, dicono. Devo dire che miglior descrizione di questa non poteva esserci. Grazie mille. Sei soddisfatta? Bene, allora ci vediamo più tardi. Grazie e buona continuazione. Proseguiamo con la numero 3, Elisa Rossi, 17 anni, di Venezia, 1,68 m, del segno dei pesci. Elisa, ben arrivata, chissà che questo nome ti porti fortuna. Come ti descrivi a questa giuria? Sono una ragazza solare, simpatica, sono una ballerina. Sei una ballerina! Wow! Tutte talentuose le nostre ragazze. Grazie Elisa. Proseguiamo con la numero 4, Asia Canella, di 20 anni, di Quarto d'Altino, 1,68 m, del segno dell'Ariete.
essere assolutamente. Cosa fai nella vita? Studi estetica. Studi estetica, il tuo sogno nel cassetto è? Diventare una modella. Ah, bene, sai che la strada è lunga e tortuosa, perché non è facile, però insomma i sogni nel cassetto vanno sempre realizzati, almeno ci si prova. Come ti descrivi a questa giuria? Sei una ragazza? Un po' timida e solare. Un po' timida e solare. Balli, canti e reciti? No. Niente, vuoi fare un saluto a Jesolo per farti votare? Allora un bel sorriso al nostro pubblico, a questa giuria che è qui pronta per votarti. Ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie Sandy, in bocca al lupo anche a te. Proseguiamo con la numero 6, Morena Montin, 19 anni di Mestre, 1,70 m, del segno del leone. Ben arrivata anche a te Morena. Buonasera a tutti. Cosa fai nella vita? Faccio la parrucchiera. Ah, che bello! E hai un salone tuo o lavori? No, al momento non ho il mio salone. Ok. Però lavoro insomma sotto. Lavori in un salone. Esatto. Però il tuo sogno nel cassetto è quello di aprirne uno tutto tuo. Mi sa O che no? mi sento diventare fotomodella. Ah, ok, perfetto, bene. E poi come sei partita? Ne hai più di uno? Al momento questo è quello che desidero di più, quindi è messo al primo posto e spererei al meglio. Bene. Balli, canti, reciti? Purtroppo no. Come ti descrivi allora questa giuria per farti votare? Beh, sicuramente sono una persona molto solare, determinata e che comunque sa quello che vuole e simpatica. Beh, un po' di simpatia non guasta mai. Per di più sei una bella ragazza e quindi il gioco è fatto. Grazie Morena, ci vediamo più tardi. Spensiamo un attimo per presentare una Miss delle Miss. Si è classificata prima al Casino di Venezia 2016. La mia Miss in carica, Federica Driusso. Quando si dice si brilla di luce propria. Brava regina di casa, hai fatto gli onori. Eh sì, per me è sempre un'emozione salire su questo palco, soprattutto quest'anno, dopo essere stata la vincitrice, aver collaborato con Miss Venice per molti eventi e quindi sì, per me è sempre un'emozione, è molto bello e sono fiera di sfilare su questo palco e magari possa essere un esempio anche per le ragazze che stanno sfilando adesso. Anche perché ne vedremo delle belle con te questa sera Federica, perché devo dire che sei impegnata davvero tanto per realizzare proprio delle chicchette. In ogni serata ci stupirà come non mai, con delle belle sorprese. Sfoggi uno scettro nuovo, ringraziamo la Scuola del Vetro a Bande Zanetti, quindi uno scettro in cristallo con foglia dorata e vetro color ametista. Ringraziamo anche l'azienda Mimai che ha fornito la nuova e realizzato la nuova corona di quest'anno e assieme a quella di Linda dello scorso anno e le due precedenti con le altre Miss e più tardi le vedremo tutte. Vi ho già svelato qualcosa che non dovevo svelare. Bene, Federica, sei pronta a lasciare corona e scettro? No, ma lo so, quindi te lo leverò io, vatti a preparare perché qui dobbiamo andare avanti. Brava cara, più tardi. Un applauso alla nostra Miss in carica. Proseguiamo con la numero 7, Giulia Seno,
del segno del toro. Ben arrivata anche a te, Giulia. Cosa fai nella vita? Io lavoro in un negozio che produce artigianato, cioè produce vetro artigianalmente. Ah, che bello! Ma quindi lo fai anche tu il vetro? No, solo il mio capo. È un puro lavoraccio, meglio Sì, così, è difficile. È difficile, lo so, è vero, non ci vogliono tanti anni di studio, non per niente i maestri vetrai si tramandano di generazione in generazione anche i segreti di come realizzare le opere in vetro. Come ti descrivi a questa giuria? Io sono una ragazza semplice e tranquilla, mi piace ascoltare la musica, disegnare. Non canto, non ballo, mi dispiace. Però ti diverti. Sì, Il tuo sogno nel cassetto è? avendo 22 anni penso di voler darmi una famiglia. Sei fidanzata? Aia, qui cade l'asino, diceva sempre la mia professoressa di francese. Sì, ci ho pensato, è qui nel pubblico? Meglio di no, perché se ci hai pensato così tanto, però siamo in diretta, salutalo. Ciao fidanzato! Ti vedrà più tardi, Giulia? Non lo sai, vabbè, vedremo, noi sì ti rivedremo più tardi. Grazie, buona continuazione! Proseguiamo con la numero 8, Giulia Urbinati, 16 anni di maestra, 1,70 m, nel segno della bilancia. Ben arrivata anche a te, Giulia. Cosa fai nella vita? Io studio al liceo artistico di Venezia. Ah, che bello, e da grande vuoi diventare o fare? Io ora studio per fare design, quindi da grande mi piace diventare una designer. Ah, beh, insomma, è tutto così semplice. Hai la... Spero. No, ma io te lo auguro perché siete tutte brave e talentuose. Balli, canti, reciti, hai un hobby? Disegnare sempre, però non nel design, altre cose. Cosa disegni? Ora sono curiosa. La mia scuola è divisa per sezioni, ci sono quelli di arti figurative, il mio è di design e l'architettura. A volte mi diletto a disegnare poi cose di arti figurative che sono le persone principalmente. Ah, ok. E cosa ti ispira nel disegnare le persone? Il loro stato d'animo, la loro personalità? Gli occhi. Gli occhi, Mi perché piace gli molto occhi... disegnare gli occhi perché sono lo specchio dell'anima. Hai ragione, lo stavo per dire io, mi hai tolto le parole di bocca. Bravissima. Giulia, come ti descrivi a questa giuria? Molto artistica e un po' eccentrica a volte, però molti mi definiscono anche simpatica, quindi Beh, speriamo che sia simpatica, insomma, perché no? Direi proprio di sì. Grazie Giulia e ci Grazie vediamo a te. più tardi. Buona continuazione. Complimenti. Numero 9, Deborah Agostinetto, 20 anni, di San Donato, 1,70 m, del segno del toro. Benvenuta anche a te Deborah. Buonasera. Cosa fai nella vita? Allora, quest'anno purtroppo non sono riuscita ad andare all'università, Aia, però ci riproverò a settembre. indubbiamente. E la mia speranza sarebbe quella di entrare a design e disegno industriale multimedia. Cioè? In pratica consiste nella progettazione di tutto quello che può essere un qualsiasi prodotto industriale, cioè dalla sedia alla lavastoviglie a qualsiasi cosa. Beh, insomma, una capocciona, insomma, perché insomma, preparare tutte queste cose. Bene, come ti descrivi a questa giuria, a questo pubblico?
Allora, mi potrei descrivere sicuramente come una persona amichevole, mi piace un sacco fare nuove amicizie e non fatico a farne, ho sempre simpatia in tutti quanti e sono abbastanza solare, anche se un mio grandissimo difetto è il fatto che non riesco a darmi forza da sola, cioè sono abbastanza pessimista nei confronti. E allora ti carichiamo noi con un grande applauso pubblico. Deborah, stringi i denti, forza e coraggio, ci vediamo nelle altre uscite. Brava Deborah. Proseguiamo con la numero 10, Rossella Mai, 20 anni, arriva da Vicenza, 1,72 m, del segno del leone. E poi le ritroviamo e mica grande. Ah, a Treviso. Ah, mi hai fregato. Cosa studi? Commercio estero. E quindi da grande vuoi diventare o fare? Trovare un lavoro che comunque commerci anche con, non solo in Italia ma anche nei paesi all'estero. Magari portare le nostre bellissime cose da prodotti, aziende, food, design all'estero, che tutti ce le invidiano. Sul serio, io vivo gran parte dell'anno in America e tutti quando parlano italiano, il Made in Italy è sempre il top e questo mi riempie di orgoglio. Balli, canti, reciti, Rossella? Niente. Come ti descrivi allora questa giuria? Sono una persona determinata, solare e gentile. Bene, allora ci vediamo più tardi. Tira fuori anche la grinta perché qui bisogna arrivare in finale. Grazie Rossella, a più tardi. Proseguiamo con la numero 11, Alessia Alberti, 18 anni, di Venezia, 1,72 m, del segno del Capricorno. Ragazze, il tuo sogno nel cassetto? Viaggiare negli Stati Uniti. Ah, guarda, io se vuoi passare da Miami ti ospito, prima tappa Miami e poi parti per fare tutto il viaggio fino da East Coast a West Coast. Perfetto. Sai l'inglese? Sì, dai. Saluta il pubblico in inglese. Hello. Vogliamo dire qualcos'altro? È un tuo ammiratore segreto? Sì. Sei qua e fa il tifo. Mi piace scherzare. Alessia, come ti descrivi a questa giuria? Sono una ragazza molto solare, e amichevole e molto sportiva. Molto sportiva, perché cosa fai? Tennis. Ah, tennis, bene. Balli, canti anche o no? No. Niente, allora ti vedremo in spiaggia domani e domenica a giocare a racchettoni in riva al mare con il nuovo assessore al turismo. Bene Flavia? Perfetto. Grazie Alessia, ci vediamo più tardi e buona continuazione. In bocca al lupo. Proseguiamo con il tuo fans saluta, apprezza. Proseguiamo con la numero 12, Shari Karer, 16 anni, di Murano, 1,73 m, del segno del leone.
a trovare un lavoro nell'ambito della medicina. Ah beh, insomma, medico. È un bel impegno, Insomma, e qual è l'ambito che ti piace di più? Vorresti fare il chirurgo? Sì, più o meno sì, il chirurgo. Beh, insomma, ce ne fossero di persone in gamba così che vogliono ambire a lavori importanti, perché insomma fare il chirurgo hai la vita delle persone nelle tue mani, quindi deve essere una sensazione importante. Grazie Shari, complimenti! Proseguiamo con la numero 13, Arianna Scarlettaris, 17 anni, di San Donà, 1,73 m, del segno del pesci. Grazie, buonasera. Ho pronunciato bene il cognome? Scalettaris, veramente. Scalettaris, Senza perdonami. Infatti mi sono accorta, per quello l'ho chiesto, ho voluto dirlo bene. Cosa fai nella vita? Io studio, frequento il liceo classico di San Donà e nella vita però vorrei fare la cantante. Oh wow! Ci vediamo più tardi. Grazie a te. Proseguiamo con la numero 14. Elena Bragato, 17 anni, di Eraclea, spiaggia concorrente sindaco, però insomma giochiamo in casa. 1,75 m, del segno del cancro. Benvenuta Elena! Ha apprezzato. E come no? Cosa fai nella vita? Nella vita frequento il liceo linguistico e ho da poco finito il terzo anno. Ma com'è andata? Bene. Bene, dai, bene, sei soddisfatta? Molto. Cosa vorresti fare da grande? Nella vita vorrei viaggiare, ma non nelle vesti da turista. Ah, cioè? Vorrei entrare, viaggiare e andare in mezzo alle persone, conoscere persone di culture e religioni diverse e aprire un po' i miei orizzonti e la mia mentalità. Ah, e quindi questo non è il turista? No. No, ok. E cosa sarebbe? Un viaggiatore, non turista. Esatto. Mi piace questa teoria, ragazzi, siamo tutti viaggiatori, non turisti. Elena, imparerò anch'io da questa teoria. Bene, balli, canti, reciti? No, vado a cavallo da quando ho 7 anni però. Allora, volevo farti provare, ma non era il caso, perché la batteria poteva essere simpatica, col cavallo direi che non è il caso. Quindi come ti descrivi a questa giuria? Sono molto curiosa, intraprendente e metto molta passione e grinta nelle cose che faccio. Bene, allora con tutta la grinta che hai, ti aspettiamo in finale. La curva sud applaude, ci vediamo più tardi. Grazie Elena, in bocca al lupo. Proseguiamo con la numero 15, Aurora Arrigoni, 18 anni, di Mogliano, 1,82 m, del segno del cancro. Devo andare in quinta superiore. Devi andare in quinta superiore. Come va a scuola? Bene? Mi piace molto andare a scuola. Ah, ti piace? Sei una secchiona? Non lo so, mi piace. Come non lo so? Che voti hai a scuola? Allora è una secchiona. È bella e secchiona, abbiamo fatto la plain. Bene, come ti descrivi a questa giuria? È una domanda difficile perché è soggettivo. Però se dovessi descrivermi mi definirei una ragazza solare, sicuramente, e ambiziosa, e quindi anche sognatrice. Beh, per forza, che ne abbiamo detti 3, facciamo un quarto, non c'è 2 senza 3, il quarto viene da sé. Dolce. E dolce. Bene, balli, canti, reciti, te l'ho già chiesto, no? No,
non faccio nulla del genere, però ho fatto... Studia, per forza, se no il 10 e 9 come lo porta a casa? Non c'è tempo per il resto, bene. Sì, però ho fatto per molti anni, fin da quando ero piccola, karate. Bene, sei soddisfatta della tua presentazione? Pensi di sì. Ci vediamo più tardi? A dopo allora. A dopo. Grazie a te Aurora. Numero 16, ce l'abbiamo fatta Cristina Bacacciuccio, 17 anni, di Treviso, 1,75 m, del segno del leone. Cristina, ben arrivata. Sempre più alte, più salgono i numeri e più... Prossima volta, le più alte senza tacchi. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa e faccio marketing e finanza internazionale. La grande vuoi diventare? Vorrei ambire a fare successo e sfilare, fare foto nel campo del Questa, lavoro. devo dire che questa è una bella prospettiva. Però fare successo per lavorare nel campo della moda, quindi vuol dire lavorare il giusto e fare un sacco di soldi. Ti do una dritta migliore. Trova un riccone. Trova un riccone e hai fatto la plane. No, è troppo facile. Troppo facile, hai ragione. Bisogna essere anche orgogliose e portare a casa i E propri io sono risultati. davvero tanto orgogliosa. Quindi come ti Mia descrivi? mamma me lo dice ogni giorno. Sì, ma non è male, eh? Come ti descrivi a questa giuria? Intanto orgogliosa, poi sono tanto testata, complicata, dormigliona. Bene, per fortuna che abbiamo fatto la serata alla sera, se no non arrivavi in tempo allora. O no? Sì, alla faccia, vabbè. Soddisfatta di cambi reciti, Cristina? No, vuoi farlo? Vado in discoteca. Bene, grazie Cristina, ci vediamo più tardi. Grazie a voi. In bocca al lupo. Prendiamo un attimo fiato. Bene, giurati, il primo voto è andato. Ora arriva il voto perché insomma le ragazze vogliono fare questi concorsi perché vogliono anche un futuro nella moda. Quindi la cosa più importante è il portamento. In questa uscita usciranno senza numero, sfileranno con i capi di Paradise. Paradise è un'azienda di costumi e di bikini da bagno made in Italy, sono fatti a Rovigo, di tendenza, trend, che si possono abbinare anche con differenti colori tra il pezzo sopra e il pezzo sotto, e poi sfileranno con le borse baggy, le uniche originali borse con le stampe. E quest'anno, diciamo, oltre ad inserire le città, diciamo che è iniziata anche dagli anni scorsi principalmente all'estero nel mondo, abbiamo unito l'arte con il fashion e quindi insomma bisogna sempre arrivare primi. Il numero sarà sullo schermo, quindi il nostro cameraman in diretta web G Ferro Blog riprenderà con una carrellata da testa a piedi, da piedi a testa, le nostre modelle, e voi sulla parte destra dello schermo avrete il numero e il nome. Quindi anche qui aguzzate la vista e vinca la migliore. Tutto pronto? Le nostre miss con i costumi Paradise Beachwear e la linea Baggy Art and Fashion.
le nostre miss, vediamo come le hanno interpretate, perché c'è quella che può essere un po' più aggressiva, quella invece un po' più timida, insomma qui l'interpretazione, diciamo che questo è il voto che fa giocare la finale alle ragazze, perché qui insomma si sono impegnate per farsi l'abito. Guardate il mio com'è, un capolavoro della stilista Anna Maria Petrone, la nostra, io la chiamo sarta perché per me sarta è di più di stilista, stylist, questi termini americani, è una sarta, è una che crea, che sta seduta lì sulla macchina da cucire, che disegna, che scrive.